E l'ultimo argomento vorrei parlare di calcio, ma non inteso come sport, ma dal punto di vista dei tifosi. Ci sono alcuni tifosi, alcune squadre sono diventati troppo violenti, non si può più avere una partita. Pensate alla votazione, un pullman in una squadra di tifosi che si hanno avere una trasferta, ma una bella e buona coppa all'autostrada, certo, l'insegna, obbligo di catene a bordo, certi vogliono, ciao, va ricontato. E avrei che tenermi in un pullman. I tifosi sono diventati più violenti perché sono cambiate anche le droghe. Quando eri un coglione si andava in trasferta, per l'amor di Dio, si usava la droga, ma al massimo era lo spinello. Non lo voglio pubblicizzare, non capite una cosa però lo spinello una volta che te l'hai rifumato, dopo rimaneva una ventina di minuti che la faccia i bottiglioni. Era 20 minuti per tutte cose. Addirittura c'era l'erba, la marijuana, che te felicità parecchio ginseng rispetto ai droghi mo'. Ma poi quando uno si fumava l'evra c'era certe cose a bocca. Una volta un amico lo messi guidando in da mai, si fumava una canna di evra, a un certo punto verretti i carabinieri, lontano, te la canna in due fino a sì. Un maresciallo mi tette la paletta, no, si formava, mi tette la canna in due fino a sì, certo. Giovanotto, dite la verità, stavate fumando uno spinello? Un magno mio, guarda, certo maresciallo, mi state confondendo, il è l'albero macic. Perché solo con maresciallo ci vivevo fu, hanno piato fuoco i rama. Allora dicevo al massimo era che la droga che si usava in trasferta quando ero guaglione. Poi mai scudo il primo anno con Napoli a a Maradona, la prima trasferta era a Verona. Partì anche io da Napoli e nel pullman che presi io da Napoli saglietto un certo Peppe Cannuolo. Aveva questo soprannome perché quando era piccolo la domenica a tavola quando piangeva la mamma rapeva quando i passi, piavo Cannuolo siciliano, ce l'aveva ricottato, ci metteva l'euro, ci picciava, io voglio si calmare. E ho trovato sto rimedio. Peppe Cannuolo si faceva due conti coppa la carta, fra andata, partita e ritorno passavano perlomeno avanti a Roma, si portò una borsa di ginnastica con 4,5 kg di erba marijuana dentro per uso personale. Lo chiari prima si in coppa pulmo, voglio non mi chiedere niente, sennò ben però. Più a fianco si veniva a borsa con le bandiere e bengala. Verso Bologna la stradale a fiancare l'autisti, cioè seguiti c'è l'autogrill che avevamo perquisito. Peppe Cannuolo magicamente, senza che nessuno di noi se ne accorgesse, nel giro di 3 minuti ci vuotò tutti i bengala della polvere da sparo e gli nascose l'erba dentro. Li rinchiuse, tanto per che la strada al coppo pullman non trovava niente di strano. Ma comunque si portava a Peppe Cannuolo perché nei calzini tenevati 400 grammi reper come riserva personale, caso mai succedeva un imprevisto. Così che ripartimmo per Verona senza il signor Cannuolo. Arrivammo allo stadio che era cominciata in quel momento la partita. Entrammo nella curva dei napoletani. Eravamo 3.000 ed accendemmo il bengala con l'evrai senza sapere. E che succede? Gli vero 5 minuti ogni azione che facevo Napoli faremo un gol e ce la facciamo 3.000. Dopo 20 minuti Napoli già perdeva 0-0. Da curva napolitana vi vogliamo così tutti. Io quando tu guardavo faccio, ma faccio stanno piano per culo, questi qua. Pensate all'inizio dello secondo tempo mi mettono un raccattapallo sotto la curva Napoli. Curto, chiatto e chiericcio, 3.000. Diego! Cioè tu voglio un cazzo sanno, cioè, io mi chiamo Giovanni. Un tempo che arrivavo fumo un bengala sotto una solo, voglio solo la maglietta, la gente della curva a cominciare su insieme a noi. E se alla fine della partita chiamai papà, dice, voglio che sta facendo un Napoli? Dice, papà, che stiamo viaggiando tutto qua. Dice, papà, nemmeno ancora ad arrivare a Verona, che la partita è quasi fermata. Perdemmo 3-1. Dopo un quarto d'ora i veronesi già si tutti quanti a casa loro, e 9 a 6 siamo ancora tutti e 3 in coppa a curva a cantare. I migliori siamo noi! E 10 a 0 quest'ora Verona pigliava un megafono in mano disperato, dice, ragazzi, abbiamo capito che siete migliori, ma il custode deve chiudere lo stadio, tornate a fare culo a casa voi! Finalmente risalimmo nei pullman, quando la bella è buona. Mentre l'autista si va avviando il pullman, un imbecille assettato innanzi a tutti può salutare, voglio, sono rimasti 4 bengala a picciare. Noi ora giriamo per Verona con il pullman a marcia indietro. E di meno coppa all'autostrada a Modena Nord ci fermiamo all'autogrill, giriamo a buffare la comunione. L'autista si piace 5 cornette, in da vetrinetta, c'è tu Parisi, signore, ha fatto lo scontrino. Ha fatto la bolletta, certo l'autista non me ne parlate. Coppa 6 partite oggi persa la Sampdoria all'ultimo minuto. Gente schiattata innanzi ai scaffali che lucavano, non vottate, come magna siete, sapete tutto quanto, una volta.
Addirittura uno faceva una cazzata a barrista, c'è nemmeno, manca una forchettina di plastica, come c'è a mangiare che in mano ti sta roba? Pensate, uscivamo a fila indiana, il castiere aspettava per essere pavato, ognuno gli vicini, complimenti, veramente una bella festa, ci faremo l'anno prossimo. Addirittura verso Firenze, un vecchio in dopo pullman si metteva a fuoco pazzo che voleva tornare e si era scudato di si farà la bomboniera per la portare. Ma il colmo fu quando passammo vicino a Roma, ci vicino all'autista, fatto un giro per Roma, come vedemmo il colossetto pullman, oh, che cambio in merda, e chi lo sa un po' per la Reggio Caselli. Yeah! Grazie! Let's go!